Bene, siamo collegati su Radio Star in diretta a 102.7 MHz in FM stereo, naturalmente anche su telesardegnanetwork.com, la televisione sul web, in compagnia di un grandissimo giocatore della nazionale italiana che guida il Tuscania Volley. Intanto i complimenti per questa vittoria qui a Sant'Antioco, non era certamente facile. No, assolutamente non era facile, sapevamo che Sant'Antioco giocava bene, soprattutto in casa, infatti abbiamo fatto una bella prestazione, siamo riusciti a vincere, la prima volta che facciamo 3 punti fuori casa. Devo dire che i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto fin dal primo punto, sapevo che qui sarebbe stata una battaglia punto su punto, solo l'ultimo set è stato un po' a senso unico. Ecco, l'Olimpia Sant'Antioco da dire che ha avuto nei primi 2 set, tra l'altro anche il set point, ha avuto la possibilità di chiudere, e voi forse un po' ingenui loro, ma voi veramente da grande squadra siete riusciti a capovolgere il risultato. Ma sì, dopo bisogna vedere, no, qual è il merito e il demerito. Alla fine siamo stati bravi noi che ci abbiamo sempre creduto nei momenti delicati, quando la palla scotta l'abbiamo chiusa, insomma. Sì, magari il demerito anche del Sant'Antioco che magari nei momenti cruciali non è riuscito a chiudere il pallone. Però del resto la pallavolo, il bello è questo, il rally point system, una palla fa la differenza. Ci abbiamo sempre creduto fino alla fine e alla fine abbiamo portato a casa questo risultato che secondo me per noi è molto molto importante. Ecco, coach Toffoli, naturalmente complimenti per tutta la sua squadra, ma complimenti a Pierlorenzo Buzzelli. Io ho detto in cronaca un autentico fuoriclasse, lei se ne intende di giocatori, oggi è stato determinante, no? Sì, Lorenzo ha fatto una gran partita, penso la più bella partita di questa stagione, forse sicuramente fuori casa. È stato un po' il trascinatore, ha avuto delle personalità altissime, soprattutto nel servizio ha fatto una partita importante, è stata un'arma letale, una spina nel fianco del Sant'Antioco, perché ha battuto un salto veramente forte e non era facile di ricevere quei palloni lì. A questo punto 3 punti preziosissimi qui in Sardegna in vista del rush finale del campionato, chiaramente sperate nell'ingresso ai playoff. No, quello sicuramente, però ancora è dura perché siamo tutti ammucchiati lì. Adesso la prossima incontreremo Reggio Emilia, che è la capolista che non ha mai perso, quindi non sarà facile. Io dico sempre ai ragazzi di rimanere con i piedi saldamente a terra, pensare a una partita alla volta e poi quando è finito il campionato faremo le somme e vedremo quanti punti avremo fatto. Ecco, naturalmente giocherà contro Reggio Emilia, per cui ci sarà il duello contro il suo ex amico, compagno in nazionale Luca Cantagalli. Chi la spunterà? Ma io spero non è facile, che ti ripeto, Reggio Emilia non ha mai perso, lui veramente ha uno squadrone, ha una corazzata, ma noi in casa diamo sempre qualcosa in più, speriamo di mettere in difficoltà, naturalmente noi puntiamo a vincere, vedremo insomma. Insomma coach, l'ultima domanda, ha vinto veramente tutto nel mondo del volley, tantissime maglie con la nazionale, tante partite con la maglia della nazionale, che sensazioni ha giocare in questo campionato di Serie B1? Ma sono sempre belle situazioni, anche perché un conto vincere da giocatore, un conto vincere da allenatore. Io mi considero ancora un novello allenatore perché sono pochi anni che alleno, non è facile, sicuramente è meglio giocare perché uno riesce a sfogare di più in campo, da fuori ti rode tutto dentro, cerchi un po' di trasmettere serenità, grinta, stimolare la mia squadra di giocatori. Comunque non è facile, però ecco, sto intraprendendo una carriera diversa, speriamo di vincere come ho vinto come giocatore. E noi naturalmente con Telesardegna Network e Radio Star facciamo veramente tanti in bocca al lupo e per il campionato e per la sua carriera, veramente ricoprire un po' la carriera che ha fatto da giocatore. Ma magari, grazie, crepi il lupo e niente, in bocca al lupo a tutti. Grazie coach e buon rientro. Nuovamente in diretta qui su telesardegnanetwork.com, parla Giacomo Cabras, naturalmente anche su Radio Star, vicino a me il coach Georgi Draganov, che sono sicuro nella sua mente sta ancora pensando a quei 2 set quando l'Olimpia Sant'Antioco è andata vicinissima alla chiusura e per diverse decisioni, probabilmente anche la bravura della formazione avversaria, potevi essere tu davanti per 2-7-0 e invece è finita come è finita, con la sconfitta di 3-1. Loro sono venuti con idee chiare a giocare a vincere 3 punti, prima brava a loro, poi noi abbiamo avuto una settimana molto travagliata. Poi per prima volta con i tifosi io ho capito rispetto, tutto altro, ma quando entri a palazzetto penso che devi pensare per il cuore della squadra. Proprio lì il primo set, quando avevamo bisogno, non c'erano, poi già quelli hanno preso sopravvento, hanno
ha avuto una battuta molto efficace loro. Io domani vedrò il percentuale in ricezione, però la prima squadra quale ne ha messa molto in difficoltà. Ecco, questo, scusa se ti interrompo coach, insomma Buzzelli, ne ho parlato anche con coach Toffoli, sembrava un autentico fuoriclasse, insomma vi ha messo in serie difficoltà, soprattutto sulla linea di battuta. Sì, loro hanno fatto tutto quello come dovevano fare, noi non eravamo. Altro che noi siamo una squadra che gioca un pallavolo molto ritmico a livelli alti, a velocità altissima, e quando si esprime in quel modo riusciamo a giocare bene. Però quelle soste di campionato, poi altro che da fine campionato ci sono molti acciacchi, mancava fisioterapista che non lo vede da un mese. E tutte quelle cose si accumulano e poi si risentono dentro la squadra. Non è che cerco la scusa, però quando la squadra accumula troppe cose negative, diciamo, attorno alla squadra, già si vedono in campo, non riusciamo a esprimerci in modo migliore. Non è che non hanno voluto giocare i ragazzi, sono lontano da questo, però oggi non siamo riusciti a esprimerci. Ecco, è mancata la concentrazione finale, perché io dico, insomma, andare a giocarsela contro questa formazione che comunque sta lottando per i playoff e ha dimostrato di essere una gran bella formazione. La tua squadra comunque, nonostante tutto, ha avuto dei problemi eccetera, però insomma se l'è giocata per tutti i primi 3 set, il terzo l'hai vinto, gli altri 2 li hai persi sul filo di lana, però insomma l'Olimpia ha dimostrato che c'è, bisogna avere forse più concentrazione, come dici tu. No, in quel senso noi ci siamo, abbiamo lottato, escluso l'ultimo set, quale siamo crollati, loro già si vedeva che cercavano con esistenza i loro 3 punti che servono per agganciare zona playoff, forse sono già dentro nella zona, però sempre ti ho detto, ieri si è infortunato Alessandro Laforgia, tutte quelle cose negative le ho sentite, ma le ho sentite ancora in spogliatoio. E per questo sono entrato e ho detto, ragazzi, sarà una cosa surreale, senza pubblico, un silenzio tombale, dobbiamo stare attenti. E abbiamo lottato 2-7 e poi abbiamo pagato alla fine. Sono cose che naturalmente incidono sul fatto mentale, possiamo dire a questo punto, archiviamo questa partita, non accade assolutamente nulla. Certo, volevi il massimo tu, ed è giusto che un coach, un allenatore professionista voglia il massimo dai suoi. A questo punto si va a giocare nell'ultima trasferta al di là del mare contro un'altra formazione, quella di Lupi Pisa. Certamente non sarà facile, ma l'Olimpia, io dico, se gioca sempre come sa giocare, concentrata, può dar fastidio a tutti. Sì, hai ragione. Tutto dobbiamo levarci ora dalla testa, andiamo lì tranquilli a giocare. Io, come ho detto, cerchiamo di puntare su quelli che stanno avanti da noi, quello forse sarà un scontro diretto. Però anche quelli da dietro, se vincono si muovono, dobbiamo guardare la classifica. Però non vorrei inciampare in una giornata come oggi, perché quella ti tira molto giù il morale. Ora devo lavorare in settimana con i ragazzi, a farli stare tranquilli. Non ci sarà facile, però sono bravi, i ragazzi stanno a rialzarsi e ripartiremo. Certamente queste 2 giornate non erano semplici, lo sapevamo, contro la terza forza del campionato, contro Lupi Pisa, che certamente è un'altra grande squadra, e poi arrivano 3 partite alla portata della formazione dell'Olimpia Sant'Antioco. Ricordiamo, qui si giocherà al Palasport contro Monterotondo, poi il derby contro Iglesias Volle e la chiusura qua contro Meridiana Olbia. Insomma, ha la possibilità l'Olimpia di chiudere con un buon punteggio in finale di campionato. Sì, questo è l'obiettivo. Poi in fondo abbiamo perso 3 partite in casa contro la prima, seconda e la terza. Con altre abbiamo vinto. Ora ne aspettano quelle 3 partite, però non le dobbiamo prendere sotto gamba a dire che sono facili, perché non esistono partite facili, i risultati lo dimostrano. Ora vorrei una buona prestazione lì a Santa Croce, a rientrare, di nuovo ci sarà la sosta. Però poi ultime 3 partite sono regolari, speriamo di rientrare in quel ritmo fine campionato e chiudere in bellezza. Insomma, con la tua professionalità sono sicuro riuscirai a forgiare al meglio, soprattutto negli allenamenti tuoi, per tentare chiaramente la chiusura positiva in questo campionato. Poi tireremo le somme naturalmente alla fine di questo torneo. Giusto, l'hai detto tu, così sarà. Ora io con i ragazzi martedì parleremo. Sono ragazzi svelti, capiranno, anche ora li sento, per questo non entro in spogliatoio, sono delusi della propria prestazione, però capitano partite come queste
mi ripeto, sono capitate molte cose in settimana, quali ancora dall'inizio hanno iniziato a fastidire me, la squadra, tutto attorno, piccole cose quali oggi proprio se aveva la testa a posto, senza quelle preoccupazioni, forse i primi 2 set li potevamo vincere. Questo a dimostrazione del fatto che le partite non si vincono soltanto al sabato o alla domenica, ma si vincono soprattutto in settimana con la tranquillità, no? Quando lavoriamo bene e siamo tutti in salute, anche io sono tranquillo e so che la squadra si esprime. Abbiamo avuto questi problemi, ora passiamo sopra e come abbiamo detto prima, cerchiamo di finire in bellezza, a fare più punti possibili. Benissimo, congediamo naturalmente con la sua solita grandezza, naturalmente da allenatore, il coach Draganov. Noi saremo insieme naturalmente per la prossima partita dell'Olimpia Sant'Antioco, che sarà a Pisa, insomma a Santa Croce sull'Arno. Grazie ancora coach Draganov. Nel frattempo voglio ringraziare anche il nostro cameraman Luca Leinardi per le riprese qui su telesardegnanetwork.com. Domani saremo ancora in diretta sulla nostra emittente sul web per quanto riguarda la partita del Carbonia Calcio, che giocherà allo stadio Zoboli contro la formazione del Tortolì, e un ringraziamento allo studio come sempre al nostro Francesco De Sole. Da Renato Scanu qui dalla Palasport di Sant'Antioco naturalmente auguro a tutti voi la più cordiale buona serata. Linea alla regia.